Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview che segue un'altra settimana di rivoluzione in casa Catania, sapete tutto, con Toscano che è tornato in panchina al posto di Viali, che è durato solo per 4 giornate di campionato, con l'addio di Pastore, il Catania che non ha in questo momento un direttore sportivo, e con la partita con il Potenza della sera di domenica, che determinerà la possibilità per il Catania di rendere quasi matematico, in caso di vittoria, il raggiungimento della seconda piazza. Tutti questi temi tratteremo durante la nostra puntata con la nostra squadra del venerdì al gran completo, a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo. Marco, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti. E con il nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. Dall'altra parte dello studio, ma sempre vicina a noi, la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, buon pomeriggio a voi studio e a chi ci sta seguendo a casa. Vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo al 342 77 12855. Grazie Anna, torno subito da te, perché così facciamo, visto che di carne al fuoco, l'abbiamo detto, ce n'è tanta, andiamo subito a fare il punto della situazione con la prossima giornata di campionato, che poi è la penultima della stagione regolare, e con la classifica. Vi presento la 37esima giornata di campionato, con tutte le partite in programma per domenica 19 aprile alle 20:30. Si scontreranno Casarano Crotone, Catania Potenza, Cerignola Altamura, Cosenza Trapani, Giuliano Benevento, Latina Casertana, Monopoli Foggia, Salernitana Picerno, Siracusa Cavese e Sorrento Atalanta Under 23. Passiamo alla classifica. Al primo posto Benevento con 80 punti. Segue Catania 68, Casertana 65, Cosenza Salernitana 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli Cerignola 52, Potenza 47, Altamura 44, Atalanta Under 23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giuliano 35, Foggia 27, Siracusa 24 e chiude la classifica il Trapani con 23 punti. Grazie Anna. Allora, fra poco andremo un po' a ripercorrere questa settimana in casa Catania. La scelta era inevitabile di ritornare al passato, Carlo? Passato, recentissimo passato. E allora è brutto parlare male di un collega, di un tecnico, mi dispiacerebbe farlo e non lo voglio fare, ma era inevitabile tornare a un allenatore che conosceva benissimo il suo gruppo e che voleva vincere a Catania e che ha tutta la possibilità di portare il Catania in Serie B con i suoi giocatori. Quindi secondo me, se era stata già sbagliata la scelta di mandarlo a 6 giornate dalla fine, la società si è ripresa facendo secondo me la scelta migliore di ridare e di riaffidare il gruppo in mano all'allenatore che conosce meglio di tutti ogni dinamica all'interno di quello spogliatoio. Anche perché sicuramente, poi ne parleremo, Viali non ha rispettato appieno quello che erano gli intendimenti iniziali, almeno guardando a quelli che poi sono stati i risultati sul campo. Era difficile per Viali avere la bacchetta magica e di colpo creare un Catania con un sistema di gioco diverso, propositivo, dominante. Non è quella l'identità di quella squadra, che ha un'identità ben precisa, di grande solidità, che ha permesso a quel gruppo di ottenere i risultati che per gran parte del campionato ha avuto. Dell'allenatore che è stato esonerato ne parleremo fra pochissimo, ma intanto torniamo a parlare dell'allenatore che ha guidato il Catania fino a 4 giornate fa e che guiderà il Catania fino ai playoff, vale a dire Mimmo Toscano, che torna, non parlerà domani, per precisa scelta della società, che ci ha comunicato che non parlerà in conferenza stampa, dunque poi lo ritroveremo ai nostri microfoni dopo la partita con il Potenza. Andiamo a vedere la scheda di Mimmo Toscano, il ritorno, abbiamo detto, abbiamo un po' evidenziato quelli che sono i suoi numeri, con le 74 partite, una media punti di 1,76 a Catania, un girone d'andata con 12 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Ricordiamo come era andato il girone d'andata del Catania e come era andato anche l'inizio del girone di ritorno, perché il girone di ritorno, è vero, ha 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con il punto dei gol segnati e di quelli subiti, 17 segnati, 9 subiti, una differenza reti che si è
abbassata sensibilmente, una squadra che sicuramente non giocava bene, ma ha fatto sole 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte fra Sorrento e Altamura. È stato questo ruolino di marcia che poi è valso il cambio di rotta della dirigenza. Vi facciamo vedere poi l'ultima parte proprio della grafica, che è quella in arancione in basso, che racconta i dati della carriera di Toscano, con circa un terzo di partite, anche di più, vinte sulle 513 su cui si è seduto in panchina. È un po' quello che i tifosi chiaramente poi chiedevano nel momento in cui hanno richiesto a gran voce il ritorno dell'allenatore calabrese. Andiamo a vedere poi, perché torniamo un po' al passato, no? Un passato che avevamo lasciato poco tempo fa, appena un mese fa. Anche in questo caso il ritorno di Toscano, e anche in questo caso il 3-4-2-1, che è marchio di fabbrica di Toscano. Poi andremo a vedere un'ipotesi di probabile formazione con il Potenza, ma vedete da questa grafica che insomma, quelle scelte sono quelle, le conosciamo, non c'è molto da presentare quando si parla di Mimmo Toscano. Carlo, insomma, è quello che abbiamo visto durante tutto l'anno. Manca un'alternativa, può essere Celli, manca un'alternativa lì sull'esterno di sinistra Donnarumma. Ricordiamo che Ponzi non è più in lista per far rientrare Cicerelli, è chiaro, anche con un sistema di gioco diverso. Vabbè, ma lì ci può giocare tranquillamente anche Lunetta. Anche Lunetta, è vero. Ma no, dice le alternative non ci è sono. un grande problema. Non è un grande problema. È una rosa completa e profonda in tutti i reparti. E questo sicuramente è la verità, ed è quello di cui si devono provare a convincere, no? Un po', perché poi alla fine il fatto di essere stati messi un po' sotto accusa, sarà questa veramente la squadra più forte del girone? Lo doveva dimostrare durante la stagione regolare, non ce l'ha fatta perché il Benevento è stato migliore. Il limite mentale può essere quello che adesso lo devi dimostrare per forza nei playoff. No, adesso i ragazzi e la squadra sono chiamati ad un'assunzione di grande responsabilità, perché il gruppo, secondo me, ha voluto forte che tornasse il proprio condottiero, e adesso deve dimostrare sul campo la propria forza. Sicuramente hanno consapevolezza che con Toscano ritroveranno i meccanismi che tanto hanno portato questa squadra in alto, e sicuramente avranno tutti gli stimoli e la voglia di portare il Catania in Serie B, che è l'unico obiettivo che ha tutta la piazza. Adesso vado da Anna, perché voglio un po' andare a parlare di ciò che è successo prima, no? Perché la scelta di Toscano, poi con tutto quello che ha seguito, poi con l'addio a Pastore, arriva però dopo chiaramente la scelta di esonerare Viali, e andiamo a fare un punto di quello che è successo nella partita di Crotone. Lo facciamo con Anna e la sua lente di ingrandimento. Serata da dimenticare per il Catania, sconfitto 2-0 in casa del Crotone al termine di una prestazione opaca e preoccupante. Gli uomini di Viali per oltre 75 minuti sono sembrati assenti e incapaci di entrare realmente in partita. Il divario si è visto soprattutto nella gestione del gioco. Mentre il Crotone palleggiava con ordine e continuità, forte di un 54,5% di possesso e ben 368 passaggi tentati, il Catania si fermava a un più sterile 45,5%, senza mai riuscire a costruire una manovra fluida. L'impressione era quella di una squadra che camminava in campo senza ritmo né intensità. In fase offensiva il dato è impietoso. Appena 2 tiri totali, nessuno nello specchio, un expected goal di appena 0,1. L'incapacità di reazione è un altro dato, uno scollamento fra la squadra e il nuovo tecnico, un risultato evidente in campo. Allora, avete visto la grafica, grazie Anna, avete visto sulle parole di Anna la grafica che vi abbiamo fatto vedere, che Anna ha commentato anche con le percentuali. Ve ne facciamo vedere un'altra che riguarda sempre questi primi 75 minuti e che segue appunto, e che è quella che vi diceva sempre la stessa Anna poco fa, no? I tiri in porta, i tiri 2, di cui in porta 0 nei primi 75 minuti contro i 4 del Crotone, con gli ingressi in area di rigore 26 contro 9, Ermanno, è il senso di quello che poi doveva succedere. Cioè,
questi 75 minuti indicano di una scollatura definitiva fra il gruppo e le scelte del tecnico in quel momento. Sì, ma soprattutto quella che è la continuità del gioco, secondo me, la voglia dei vari giocatori, soprattutto i giocatori offensivi, di dominare delle situazioni, l'hai detto bene, no? ingressi in aria o attacchi di posizione con conclusione, il fatto dei 0 tiri in porta. Nei primi 75 minuti si è vista una squadra completamente piatta, una squadra che non ha mai cercato di dominare il gioco, che in realtà era l'obiettivo per il quale era stato chiamato Viali, dominare quelle che erano anche le partite, soprattutto le partite in trasferta, dove il Catania anche col mister Toscano ha sofferto parecchio, però avere un atteggiamento differente. Questo atteggiamento differente non c'è stato, anzi al contrario è stato un atteggiamento completamente lesivo, no? Nei confronti del gioco in primis, ma soprattutto di quello che era la pericolosità offensiva, che è stata molto, molto piatta, molto sterile. Poi oltre a quello che Anna l'ha letto bene, no? Nella prima scheda si parlava di fase di impostazione, abbiamo visto anche il numero di passaggi, che non è che ti fa la differenza, così come la percentuale di possesso non ti fanno la differenza, però la qualità col quale segui quei passaggi, la qualità col quale fai quei passaggi progressivi che ti permettono di prendere campo in verticale, ma soprattutto la quantità di cross 10, riusciti 0. Esatto. Anche questo vuol dire abbiamo che parlato tanto durante quella partita con quei cross che andavano praticamente dall'altra parte senza raggiungere nessuno. Vedere Bruzzaniti o D'Ausilio, che sappiamo che qualità tecniche hanno e sono delle qualità secondo me anche superiori a quella che è la terza serie, vedergli fare quei cross destro-sinistro non cambiava nulla, cioè anche chi l'ha guardato da casa, il tifoso che l'ha guardato da casa, secondo me si è spasentito. Sì, e vi facciamo vedere anche un'altra grafica che dà il senso un po' di quello che è successo, perché parliamo dell'evoluzione degli XG. È un grafico chiaro che fa vedere in nero il Crotone e in azzurro il Catania. Guardate, fino al minuto 75, lo vedevamo in precedenza, no? Abbiamo lo 0.1 di XG, significa che era un encefalogramma completamente piatto, e poi si è alzato nel finale con il passaggio alla difesa a 3, con le due punte contemporaneamente in campo. Anche di questo parleremo, per cui questo è un po' quello che è successo. Allora io voglio andare da Anna perché voglio sentire un po' l'umore dei telespettatori da casa in vista delle prossime due partite, ma anche di quello che è successo in settimana, e poi continuiamo a parlare. Tante domande, inizio con questa per mister Carlo. Ciao a tutti in studio, per Carlo, torniamo con Toscano, sei d'accordo con la scelta? Marco, e adesso alcuni giocatori che non erano esattamente con Toscano, che faranno? Ancora per Marco, Torre del Grifo, news. Per Ermanno, abbiamo visto le due punte a Crotone alla fine, può essere una possibilità anche con Toscano? Allora andiamo, Toscano l'hai già detto, no? Abbiamo intrapreso questo dilemma, insomma, si sapeva che i risultati non sono stati dalla parte di Viali, non è riuscito a cambiare il senso della stagione per il quale era stato chiamato, e quindi la società è tornata immediatamente indietro perché ha ritenuto far giocare la chance playoff al mister che ha guidato la squadra e che l'ha portata prima in classifica per gran parte del campionato. Che poi secondo me Viali paga anche il fatto che appunto era stato chiamato per cambiare un po' il trend dell'attacco del Catania, ma non per rivoluzionare completamente, perché è quello che poi in realtà si è visto. Alcune scelte sono state, perché la parte difensiva del Catania andava benissimo così, tant'è vero che ti ricordi che all'inizio noi ipotizzavamo magari partirà a 3 per modificare qualche cosa. Marco, Viali non è entrato nella testa e nel cuore dei giocatori. E lo vedremo anche lo vedremo anche con i prossimi tagli. Mi dai proprio l'assist, Carlo, perché andiamo a vedere secondo e primo gol subiti, partendo dal secondo, perché secondo me è quello che più fa riflettere su come è andata quella partita. Lascio la parola a Ermanno perché ci dai un po' l'indicazione. Sì, qua vedi, abbiamo visto totalmente l'assenza, comunque una pressione fatta malissimo, perché vedi D'Ausilio che doveva stare sul giocatore play, che era Vinicius, che ha toccato penso 500 palloni in 60 minuti, non era completamente schermato. E poi con 3 passaggi il Crotone ha tagliato completamente 70 metri di campo. Poi vedi anche qui scelte sia di Corbari che di Quaini sul non seguire l'uomo che si butta, la scelta di Miceli di uscire, che non è condivisa con la scelta di Gherardi di seguire
la salita della linea e di mettere in fuorigioco Musso, o quantomeno cioè, riconoscere delle situazioni che secondo me sono provate e riprovate. Gente come Gherardi, gente come Miceli, cioè, hanno più di 300 partite in un campionato professionistico una difesa tagliata come il burro da 70 metri così non l'ho vista. Premettiamo che il gol arriva qualche minuto o secondo dopo il cambio di sistema di gioco. Sì. Il Catania si rischiera con la difesa a 3, con un centrocampo a 4, con 2 mediani davanti alla difesa, con i 2 3/4 e la punta. Anzi, se no, in quel caso non c'erano i due attaccanti, quindi con i 2 3/4 e la punta. Nessuno va in pressione su Vinicius, mentre prima c'era sempre Quaini che si alzava sulla sua pressione. Il Catania si era schierato all'inizio con il 4-2-3-1. Nessuno nella verticalizzazione di Vinicius, era Corbari che doveva andare a seguire Gallo, lo doveva andare ad accompagnare, lo va a seguire. Quindi già 2 situazioni di imbucata tranquilla della squadra avversaria. Addirittura poi Miceli esce, invece di scappare e tenere la posizione e non lasciare profondità a Musso, va incontro lasciando una voragine. Non è seguito Musso, è detto bene da Gherardi, e si completa la frittata. Poi è un peccato perché vedi anche il Catania in quel caso, ok, sbagli la prima pressione, quantomeno l'abbiamo visto con Toscano, quantomeno ti ricompatti le linee e proteggi la porta. Qui non c'è protezione della porta, qui è vi apriamo le porte, fateci il secondo gol quasi e ci risistemiamo. È un po' queste tue parole un po' raccontano proprio quel finale di partita, anche se il Catania proprio nel finale poi ha provato a metterci un po' le pezze. Non vi ho risposto per Torre del Grifo, mi sono ricordato adesso che cosa si sta facendo. Le priorità riguardano ovviamente i campi, ma non ancora il lavoro sui campi, ma la preparazione del lavoro sui campi. Si parte a breve, veramente a brevissimo si è iniziato a fare qualche cosa, ci sono stati fatti i cablaggi della struttura ex novo, gli impianti dei quadri elettrici sono invece in uno stato buono. Sembra strano, ma il tempo che si è preso in questo momento è legato all'attivazione dell'energia, perché nella struttura ci sono cabine di media tensione che praticamente necessitano di verifica e di collaudo, per cui tutto questo, come vi abbiamo sempre detto, rimettere in moto una macchina è più difficile di ritrovarla già rodata, no? Per cui questi sono i tempi che, però da quello che ci risulta l'obiettivo è sempre quello che vi abbiamo detto, i 2 campi, sede e spogliatoi, per fare in modo che la squadra per l'inizio della prossima stagione abbia la possibilità di sfruttare anche Torre del Grifo, e così abbiamo risposto anche a questo. Ritorno da Anna per altre domande e poi facciamo vedere anche l'altro gol subito dal Catania. Pastore via, ancora un altro direttore sportivo che va via, ne prenderanno un altro e sempre su Pastore ci scrivono: buon pomeriggio a tutti, ora con l'allontanamento di Pastore si guarderà altrove o non verrà nessuno. Alla fine il terzo direttore sportivo esonerato in 4 anni, diciamo che non siamo fortunati sotto questo punto di vista. Viali, oltre alla grande confusione che ha fatto, paga la dichiarazione fatta a voi, a Marco mi pare, sul fatto che lui è sceso in C, presuntuoso. E poi ci scrivono: buon pomeriggio, sono contento che sia ritornato Toscano, penso proprio che sia la volta buona. Auguriamoci di sì per la piazza, per la città e per i tifosi. Allora, per quanto riguarda Pastore, poi magari chiedo anche a Carlo cosa ne pensa della scelta, ma al di là di questo vi dico che non ci sarà un direttore sportivo adesso, per cui con ogni probabilità si aspetterà ovviamente la prossima stagione per affidare questo incarico. Che Carlo sia un ruolo che a Catania ultimamente, negli anni, diciamo, di questa società ha avuto un impatto, come diceva il telespettatore, non proprio fortunato, perché mi ricordo la Neri nel momento in cui è stato mandato via Tabiani, la situazione con della stagione scorsa e adesso anche Pastore. Mi rifaccio un po' alle parole che ha detto Grella nel comunicato, no? Con il quale si dichiara la chiusura del rapporto con Pastore, quindi la stima e l'affetto la stima professionale e l'affetto per l'uomo rimarranno immutati e si cambia registro. Non conosco i motivi e le dinamiche che hanno portato all'addio a Pastore. È chiaro che in questo momento
non ha senso andare a sostituire no, in questo momento sportivo. infatti, siccome chiedevano, io ho fatto presente che difficilmente, anzi sicuramente non ci sarà un direttore sportivo adesso, ma ci sarà all'inizio della prossima stagione. C'è un obiettivo che deve essere fisso, che è la Serie B. Certo. Ed è un obiettivo a portata di mano, Marco. Perché il Catania entrerà vincendo domenica, entrerà da secondo, e quindi avrà veramente delle grandissime percentuali, intanto per passare i quarti di finale, perché partirà da 2 risultati su 3, la seconda in casa, e quindi ritengo che con Toscano sarà blindato il passaggio in semifinale, anche se la prima sarà la più difficile, sì, Marco, perché il Catania verrà da 20 giorni di inattività agonistica, con partite agonistiche, quindi le prime 2 gare saranno le più difficili, più complicate. Una volta però rodato, in semifinale voglio vedere Trento, Arezzo o chi per loro venire a giocare con 25.000 persone al massimino. Certo, qualcosa deve essere successo, insomma, in questa fase, è chiaro, nel caso di Pastore intendo, sul discorso cambio allenatore, anche se, devo dire, non è entrato lui nella scelta specifica dei cambi dell'allenatore. Per quanto riguarda Viali, le dichiarazioni, sì, le dichiarazioni è vero, le ha rilasciate a noi, ma gli allenatori non vanno via per le dichiarazioni, gli allenatori vanno via per quello che fanno durante la partita e soprattutto per quello che fanno durante l'allenamento. Ripeto, secondo me il motivo è da ricercare nel fatto che si era preso un allenatore che potesse dare un nuovo impulso in attacco, invece ha voluto fare una rivoluzione e onestamente su questo ha un po' pagato. Andiamo adesso a rivedere invece il secondo gol. Anzi il primo gol, mi corregge Ermanno giustamente, il primo gol del Crotone, perché anche qui c'è tanto da discutere, no? Sì, qua si vede tanto la confusione secondo me del Catania, perché qui è una fase di costruzione dove Celli aveva tempo e spazio per fare un'altra giocata, la perde, c'è una transizione, qui vediamo una situazione comunque del Catania di praticamente parità numerica. Anche qui non capisco questa uscita mezza attesa di Gherardi, che non serve a nulla rimanere lì a metà, e ovviamente poi si ritrova Miceli tra 2 fuochi, perché è troppo lontano sia dal pallone che dal giocatore dentro l'area. E poi la confusione ancora più alta qui, dove Quaini cade però di tacchio in aria con altri 7 compagni accanto, va in scivolata per cercare cosa, non è abbastanza chiaro, anche perché se prendi il pallone e se riesci a prendere il pallone comunque non riesci poi a rigiocarlo velocemente. Perché poi lì gli uomini c'erano. Sì, c'erano 7 giocatori dentro l'area, quindi c'era densità delle maglie, però la cosa che non capisco, a parte la giocata di Celli, la transizione, qui Gherardi così come Miceli dovevano anche qui comunicare e condividere meglio le rotazioni. Anche qui non esci perché non sei sicuro, cioè non ha senso uscire in avanti quando non sei sicuro di prendere la palla, quindi siccome sei una transizione negativa, così come abbiamo visto sempre con Toscano, ti abbassi, li aspetti negli ultimi 16 metri, ricompatti le linee e non gli fai vedere lo specchio della porta. Qui è stato fatto tutto il contrario. È stato fatto tutto il contrario, e poi è arrivato il gol di Gallo. Carlo? Che segna solo a lì Gherardi, hai detto benissimo, non deve uscire, deve scappare dietro, ricompattare la linea, non creare degli spazi. Infatti lì si butta proprio Gomez in quello spazio lasciato libero e va a concludere a porta praticamente spalancata, fa un miracolo Dini. Quindi lì deve scappare proprio Gherardi, se non è sicuro non tanto di prendere la palla, quantomeno di creare una palla coperta. Sì. Senti, ritorno alla domanda... Su Sandri proprio, sì, è proprio lì esatto. il focus. Ritorno alla domanda, a parte l'aspetto tattico, io mi concentro anche un po' sull'aspetto mentale, no? Perché un telespettatore prima ci chiedeva, ma i giocatori che prima non erano proprio favorevoli a Toscano o che magari con Viale hanno fatto un punto in avanti, faccio l'esempio di Bruzzaniti, no? Oppure i giocatori che invece... adesso ritrovano Toscano, l'esempio è di Casasola per dirne uno, che è quello che ad esempio, o Donnarumma, che avevano parlato bene dell'allenatore proprio il giorno in cui è andato via. Ma cosa devono fare? Fanno il loro lavoro. Io penso che la società, anzi sono quasi sicuro che la società è andata a parlare con loro, e quando hanno fatto la scelta di ritornare con Toscano non è che hanno chiesto volete Toscano o volete Viale, hanno detto noi stiamo ripetendo Toscano, adesso
sono affari vostri, credo che sia Intanto così, no? l'atteggiamento dei giocatori ad Altamura è un atteggiamento di una squadra che è legata, al proprio tecnico, no? Esatto. La Adesso vittoria, gli alibi non ci sono più, questo volevo la dire. vittoria nei minuti finali di Altamura lo dimostra. Esatto. E quindi è una squadra che era legata al proprio tecnico, al di là che poi in una rosa di 24-25 persone Ci possono essere quei 3-4 che magari sono più qualcuno scontento che gioca meno, c'è. chiaro. Ma Toscano ha fatto giocare tutti, cioè non ci può essere qualcuno che ha detto mister, E questo l'hai detto anche mentre c'era Viali, me lo ricordo benissimo. il mister non mi ha dato l'opportunità, non mi sembra. Tutti hanno avuto l'opportunità, poi l'opportunità te la devi saper giocare e sfruttare, e quindi è chiaro che poi ci sono delle gerarchie che si sono stabilite nell'arco della gestione Toscano, gerarchie che sono state stravolte con l'avvento di Viali, ma questo è un dato oggettivo di cui abbiamo parlato tranquillamente. Però quel togliere consapevolezza, quel togliere quelle garanzie, secondo me è costato tantissimo a Viali, che comunque diciamo, si fanno gli auguri più sinceri, perché comunque è un allenatore che secondo me è valido, perché ne stanno dicendo di ogni, secondo me è un allenatore valido che ha fatto bene, effettivamente è sceso di categoria perché stava andando in Serie B, però quando vuoi stravolgere in un ambiente del genere come Catania, con uno spogliatoio comunque con tanti squali, gente che ha vinto campionati, e non entri subito, come dice bene il mister, nel cuore dei giocatori, poi lo vedi, e lo vedi anche con prestazioni. Poteva limitarsi a cambiare qualche cosa per chiedergli quello che è stato, che volevano. Non tutto esatto. In 5 giorni, è difficile, è quasi impossibile, è difficile farlo con i giovani. Sì. Ma farlo con un gruppo che comunque ha la media età, penso, più alta di tutta la Serie C, è ancora più difficile, ancora più complesso, no? Ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, perché fra poco andiamo a parlare del prossimo avversario del Catania, che ricordiamo ha vinto anche la Coppa Italia, dunque è sicuro della partecipazione ai playoff. Ne parleremo fra pochissimo nella seconda parte di preview. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview, andiamo a concentrarci sull'avversario del Catania, ne abbiamo parlato niente nella prima parte perché era importante rivivere un po' questa settimana alcune scelte, tentando di spiegare anche delle motivazioni tecnico-tattiche per cui sono arrivate determinati tipi di scelte. Andiamo a vedere le statistiche a confronto per renderci conto della differenza fra Catania e Potenza, che sta sicuramente nella classifica, chiaramente nella enorme differenza su reti, più 29 contro meno 2, nel valore, nei punti nelle ultime 5, però questa differenza non c'è. No, 7 contro 7. No, nei punti delle ultime 5 no, ma la cosa che mi fa strizzare l'occhio, no, è la differenza vera e propria tra il Catania e il Potenza, ovviamente tralasciando quello che è il valore rosa, che tra l'altro il valore rosa del Potenza è più alto anche del valore rosa del Crotone, ed è una squadra che secondo me ci somiglia un po' anche anche tipo come di gioco. Sì, aspetto tattico, certo. Poi lo rivedremo meglio, però la cosa che salta molto all'occhio è la differenza reti, perché come gol fatti sono solo un gol fatto in meno rispetto al Catania, ma come gol subiti ne hanno subiti 30 Tantissimi. in più, 30 in più, che sono davvero tanti. E poi vedi in realtà il Potenza al Viviani mi pare giocano. Sì. Al Viviani creano il bottino all'interno di quel campo, un fortino vero e proprio. Invece fuori casa vanno male, fanno tante difficoltà. Infatti le ultime 7 le partite in casa hanno fatto bene, in trasferta invece hanno sempre perso. È una caratteristica questa chiara del Potenza. Ha perso una sola partita in casa contro il Benevento. Esatto. Una squadra che ha costruito tutto il suo cammino in casa. Va anche detto però che appunto la squadra lucana viene a giocare al Massimino in una situazione di totale tranquillità, perché ha raggiunto il suo obiettivo, ha vinto una coppa, che non è una cosa di poco conto. E del Potenza e del momento del Potenza andiamo a parlare con Leonardo Volturno di Tutto Potenza. Leonardo, ciao, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi, ciao. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Allora, facci un po' il punto della situazione in casa Potenza, che cosa ci dobbiamo aspettare? È una squadra paga che sta già pensando ai playoff, secondo te? Sono intanto terminati i festeggiamenti per la Coppa Italia, sono terminati nella serata di ieri, dove la squadra con il presidente Donato Macchia ha festeggiato con il trofeo in piazza Prefettura, in piazza Mario Pagano, nella piazza principale della città. Il Potenza ormai già pensa al futuro, pensa già ai playoff, l'ha dichiarato oggi il tecnico De Giorgio nella conferenza stampa prepartita,
ha parlato di un test match contro il Catania, ha parlato anche di sfortuna nel dover riaffrontare di nuovo Toscano, ha parlato di aver preparato la partita secondo le idee di Viali e quindi ha dichiarato di avere un solo giorno di tempo per preparare questa partita. Il Potenza arriva senza la pressione di fare risultato, perché lo avete ricordato poco fa, il Potenza ha già in tasca la qualificazione nel primo turno dei playoff nazionali in virtù della vittoria della Coppa Italia a Latina. Allora, hai detto che l'allenatore dice un giorno per preparare la partita perché l'avevo impostata su Viale, adesso la devo impostare su Toscano, che comunque il suo modo di impostare il Catania è certamente conosciuto. Che cosa dobbiamo aspettarci? Il 4-3-3, il dogma in questo momento dell'allenatore del Potenza? Sulle scelte c'è qualche ballottaggio? A parte le assenze, mi pare il portiere, no? Per squalifica. Esatto, il modulo è sempre lo stesso, il marchio di fabbrica di Mister De Giorgio è il 4-3-3, dicevi bene, non ci sarà Cucchietti, la saracinesca rossoblù salterà proprio il match del Massimino, al suo posto ci sarà il secondo portiere Franchi, arrivato nel mercato di riparazione, quindi non ci saranno assenze rispetto alla gara di andata, ricordiamo. Nella gara di andata ci furono tantissime assenze, oggi il Potenza ci arriva bene a questa trasferta con l'infermeria praticamente vuota, ad eccezione di Bruschi, l'autore del pareggio nella gara di andata, che ha chiuso la stagione per la rottura del legamento crociato. Leonardo Volturno, ti ringrazio, grazie per tutte le notizie che ci hai dato da Potenza, ci ritroviamo nelle prossime occasioni. Ciao, buon pomeriggio. Grazie a voi, in bocca al lupo. E allora ritorniamo a parlare, questa volta lo facciamo con Ermanno, del Potenza, proprio della capacità di costruire e di arrivare al gol. Abbiamo detto che è una squadra, abbiamo letto dai dati, Carlo, che è una squadra che segna, sa segnare, e si passa proprio dalla costruzione, il primo taglio che ci fai vedere, la costruzione, e poi si arriva fino alla realizzazione. Sì, diciamo la confermano di De Giorgio già dallo scorso anno, sta iniziando a solidificare, no, quelle che sono le idee di gioco. È una squadra che gioca, l'abbiamo visto anche all'andata, e qui vediamo proprio dalla costruzione, vediamo la presenza di Dauria, che di solito gioca a sinistra ma che si muove sempre come se fosse un tre quarti, questo velo per Murano, che è il vertice offensivo, lo scarico veloce, quindi la presenza veloce della mezzala in appoggio, si salta completamente la pressione uomo su uomo che voleva in qualche modo, ha cercato di fare il Sorrento. Su questa pressione saltata si crea una superiorità con Erradi e Schimmenti sulla destra, si aspetta, Erradi guida fino all'ultimo, aspetta il passo dell'avversario e poi sono bravi sia Schimmenti che Dauria a combinare e a trovare la via della rete. Però vedi, siamo passati da una costruzione a uno sviluppo veloce verticale combinato con 2-3 giocate secondo me abbastanza standardizzate. Vedi la vicinanza di Dauria a Murano, lo faceva tantissimo anche con Caturano, l'anno scorso l'avevamo proprio analizzato, questa presenza di Dauria che fa il velo, che ti libera lo spazio, e soprattutto come vedi quel lavoro anche di scarico, andare sul lato opposto e attaccare lo spazio soprattutto con gli esterni o con le mezzali che hanno una gamba importante e che sanno e cercano spesso i duelli. È quello che dicevamo, no, caro? È una squadra che lì davanti sa come far male. Sanno combinare bene. Dauria mi ricorda un po' il nostro D'Ausilio, un po' più attaccante rispetto a lui. È una squadra che gioca molto in verticale, quindi tante palle avanti, palla dietro, palle avanti. Sono bravi perché tecnicamente hanno una batteria di attaccanti, tutti di alto profilo. Sì. Vedremo fra poco le ripartenze anche del Potenza, su cui sanno colpire, ma io voglio tornare prima da Anna perché voglio sentire altri messaggi da casa. Finalmente sono ritornati a chiamare il precedente tecnico con cui avevamo lottato per un buon conseguimento del secondo posto, adesso in pericolo. Speriamo di recuperare il bel gioco che aveva prima, conquistando così i punti necessari per salire in Serie B. Invece Antonio64 ci scrive: buon pomeriggio, quando è previsto il recupero di Rolfini? Un saluto a mio nipote Salvo il milanese. Ciao Salvo. Hanno voluto il ritorno di Toscano, adesso devono portarci in Serie B. E poi Nicola49 ci scrive: Miceli deve fare la riserva di Allegretto, commette troppi errori che diventano decisivi. E ancora
Nicola 49: spero tanto che, essendo infortunato, Casasola venga sostituito da Pieraccini. A Casasola Pieraccini pare un po' difficile. Io direi che D'Ausilio, se si vuole dare un'interpretazione più offensiva, Raimo, se si vuole dare un'interpretazione un po' più difensiva, sono i due sostituti naturali, no Carlo? Non c'è ombra di dubbio. Ok, Rolfini c'è da attendere ancora un pochettino, forse per l'Atalanta? Ma si spera probabilmente. Un rientro importante. Sarebbe un rientro importante. Miceli, Miceli Allegretto. Miceli, sì, a parte qualche errore sicuramente lo ha commesso, ma anche diverse ottime prestazioni, quindi bisognerà vedere ora Toscano se gli preferirà Allegretto, che nelle 4 partite di Viali non ha giocato un minuto, o si continuerà a puntare su Miceli come perno centrale. Tornando con la difesa a 3, secondo me Miceli avrà anche meno campo da coprire e possibilmente ritornerà in uno stato, diciamo, molto più di comfort. Quindi secondo me potrebbe essere l'arrivo, anzi il ritorno di Toscano potrebbe essere qualcosa che lo può mettere in vantaggio. Andiamo a vedere le ripartenze del Potenza per capire un po'. Abbiamo capito come giocano, ma in queste immagini lo vediamo ancora meglio. Diciamo, no? Questa la leghiamo a quello che abbiamo visto prima, no? Al primo gol che ha subito il Catania sulla ripartenza. Lo fanno tanto, lo fanno anche molto bene. Vedi Schimmenti, l'avevo detto prima, non un giocatore dalla gamba molto veloce. Qui riconquistano palla col Sorrento, cercano subito una verticale, addirittura Japong che è il terzino di destra ad accompagnare. 2 scambi, 2-3 passaggi, attacco dello spazio e Murano che poi sbaglia un gol praticamente quasi fatto. Qua invece con la Salernitana, anche qui una ripartenza su un calcio d'angolo, ripartono veloce sia Murano che Schimmenti, poi bravissimo Murano a vedere quasi a memoria l'inserimento di Felipe, che è il play, bravo Felipe, non velocissimo lui, però bravo nel giocarsi il duello, nel mettere, diciamo, in qualche modo in difficoltà il difensore, squilibrarlo, no? In qualche modo spostarla sul destro e trovare la rete. Però qui il Catania deve stare attento, l'ho voluta collegare un pochettino a quello che abbiamo visto prima, perché se il Catania non è bravo a coprire gli spazi nelle fasi di transizioni, questi giocatori che sono abbastanza freschi anche dal punto di vista del pensiero e della mentalità, visto che vengono da una vittoria e non hanno diciamo quella pretesa di vincere o quell'obbligo di portare punti, secondo me potrebbero fare male. Quindi Toscano secondo me la preparerà anche per cercare di subire il meno possibile su questi aspetti. Cambiamo un po', voltiamo pagina, ritorneremo a parlare del Catania fra pochissimo, ovviamente la partita con il Potenza, ma ci spostiamo a Siracusa al nostro Marco Petrolito. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi. Siamo andati subito a Siracusa anche perché ieri si è vissuta una giornata molto importante che ha scongiurato il pericolo più grande per il Siracusa, che può aver aperto le porte, non so, questo ce lo dirai tu, a qualcosa di diverso magari per il futuro. E poi c'è la questione del campo, che chiaramente resta preeminente perché la situazione di classifica, complice la penalizzazione, resta sempre complicata. Sì Marco, è stato scongiurato il fallimento con la dichiarazione di liquidazione giudiziale in virtù della mancanza di presupposti che è stata accertata dal Tribunale di Siracusa, quindi c'è stato il ritiro dell'istanza che era stata presentata precedentemente dai creditori e il PM ha accettato il piano di risanamento di debito presentato dalla società. Diciamo quindi un sospiro di sollievo in questo senso, anche se questa mattina tuttavia è arrivata un'altra notizia non proprio positiva, quella relativa al mancato pagamento dei contributi e degli stipendi di febbraio, la cui scadenza era fissata per la mezzanotte di ieri. Dunque un elemento questo che potrebbe pesare sulla prossima stagione con una sanzione, una nuova penalizzazione da scontare comunque nel prossimo campionato, a prescindere da quella che sarà la categoria. Dunque sono questi gli aspetti, diciamo, più importanti delle ultime ore per quanto riguarda le vicende extracampo. Al di là di questi però, ecco, cose che ormai siamo abituati a raccontare da un bel po' di mesi, rimane forse quello che in questo momento appare più l'elemento più importante, che è proprio il campo, con gli azzurri che domenica giocheranno davanti ai loro tifosi probabilmente l'ultima partita stagionale, casalingo di una stagione appunto tribulata, con la Cavese, per poter conservare in caso di vittoria una piccolissima chance di disputare i play-out e al tempo stesso sperare nei passi falsi di Foggia, Giuliano e Latina che la precedono in classifica, una situazione dunque disperata. Solo così però il Siracusa potrebbe presentarsi poi a Trapani nel derby programma dell'ultima giornata con una residua seppur flebile speranza. Dunque ecco, abbiamo questi due aspetti che si contrappongono, anche se l'attenzione adesso è disposta tutta sul campo, Marco.
E si sposta sul campo e la facciamo spostare anche noi sul campo per andare a vedere quella che può essere la probabile formazione scelta dall'allenatore del Siracusa, e disegnavi anche questo futuro ovviamente con il prossimo derby fra Trapani e Siracusa, che rischia di essere un derby fra scontente di tutta questa stagione, di come è andata. Comunque andiamo sulla probabile formazione, Marco. Sì, per l'occasione l'11 di Turati, lo ricordiamo, parlerà domattina, tarda mattinata in conferenza stampa, non dovrebbe subire tantissime variazioni rispetto a quello di domenica scorsa. Mancherà lo squalificato Gudelevicius, la formazione dunque sarà leggermente diversa rispetto a quello che ha pareggiato a Foggia, con la presenza di Farroni tra i pali, Job sulla destra favorito su Zanini, Pacciardi e Marafini a centro, quest'ultimo sembra aver superato i problemi legati alle botte alla testa che aveva subito la settimana scorsa. A sinistra ci sarà Cancellieri, mentre davanti alla difesa giocheranno con ogni probabilità Riccardi e Limonelli, il quale dopo una fase con rendimenti un po' altalenanti diciamo non vive il suo momento migliore. Sulle tre quarti invece da destra agiranno Di Paolo, Frisen e Valente, mentre davanti ci sarà spazio per Arditi come unica punta. Ripetiamo, gara da dentro o fuori, De Simone che però ancora una volta sarà pronto a dare una mano agli azzurri per un'impresa che comunque al di là della gara di domani appare difficilissima per il Siracusa. Impresa difficilissima, grazie Marco, impresa difficilissima di una squadra che appunto abbiamo visto anche giocare tante partite, compresa quella con il Catania, di grande qualità, per cui fa ancora più male pensare a una situazione di classifica come quella che si sta evidenziando, è una squadra che rischia veramente di non partecipare al prossimo campionato di Serie C. Guardate, prontamente la regia ci fa vedere la classifica con quella situazione, con le due siciliane, fa particolarmente male vedere questo. Grazie Marco Petrolito, alla prossima. Grazie, un saluto a voi, alla prossima. Allora, io ritorno a parlare del Potenza perché con Ermanno andiamo a vedere un po' quello. Abbiamo parlato delle ripartenze, abbiamo parlato delle costruzioni, dello sviluppo poi dell'azione. Andiamo a vedere come si comportano con le mezze ali, perché ne hanno qualcuna di grande qualità, che sa anche come inserirsi. Sì, no, infatti per questo mi ricordano molto, mi ha ricordato un pochettino il 4-3 di Longo, perché giocano molto anche con l'inserimento, con l'imbucate per queste mezzali che cercano sempre spazio in avanti. Qua lo vediamo, qui è una soluzione che hanno provato contro il Trapani, questo lancio lungo di Camigliano per Murano, che fa la sponda sul Maisto, che entra benissimo dentro area, quindi accompagna prontamente l'azione e cerca il tiro in porta, che poi non va per le migliori, però è un'azione, una situazione che provano e riprovano in maniera continua. Qui vediamo un'altra soluzione, perché vedi sempre ricercano questo palleggio, perché devono liberare spesso quello che è il giocatore centrale, ovvero Felipe, che è il play, come diciamo Vinicius per il Crotone. Sta facendo una gran stagione, poi lo vedremo nella scheda che gli abbiamo dedicato. Ed è un giocatore che comunque sa giocare e fa giocare bene la sua squadra. Vede qua doppio scan per trovare quello che è il passaggio decisivo che lo si trova con l'inserimento di Erradi, che è bravissimo a liberare lo spazio e a buttarsi nello spazio libero e a ricevere. Qua invece un'altra situazione dove invece c'è sempre questo sviluppo da fuori verso dentro, bravissimo, vedi Dauria in realtà non è un esterno di sinistra, è un tuttocampista d'attacco, e poi bravo nell'invasione delle mezzali, bravissimo Siatunis nel guadagnarsi quello spazio di campo, quella distanza e quindi quel tempo tra i due avversari, bravo a ricevere, ottimo nel controllo e ottimo poi nella conclusione. Però l'abbiamo visto con Siatunis, l'abbiamo visto con Maisto, l'abbiamo visto con Erradi, lo scorso anno l'abbiamo visto molto bene con Castorani, infatti mi sorgeva il dubbio sulla sua non presenza, però sono dei giocatori tutti giovani, giocatori che sanno attaccare bene gli spazi, che sanno come fare male. E secondo me sono dei giocatori che con il loro movimento liberano tanti spazi e soprattutto quegli spazi li occupano anche con l'inserimento del terzino, alle volte con degli interscambi, delle rotazioni con l'esterno, e qui il Catania deve essere bravo e compatto nel non lasciarli giocare e nel non permettere a loro di prendere consapevolezza, soprattutto durante la gara. Grazie Armando, ritorno da Anna perché andiamo ancora a sentire i messaggi dei nostri telespettatori. Messaggio da Tony da Catania. Con il cambio dell'allenatore ora i giocatori non avranno scuse, devono vincere questi playoff. Speriamo di trovare la giusta continuità per ottenere punti preziosi in questo finale di campionato. Forza Catania. Buon pomeriggio da Benny, Toscano, Oviali, importante che vinca. Forza Catania.
Vorrei sapere se questi giocatori hanno gli stimoli e le capacità per giocare in Serie B o preferiscono restare in C. E ancora Sebastiano da Belpasso, buon pomeriggio preview, secondo me tutta la responsabilità è della società, perché a mio parere squadra e collettivo fondato sul 3-5-2 non si può cambiare a poche giornate dalla fine. È indubbio che la società ha fatto una scelta e la scelta si è rivelata sbagliata. L'abbiamo detto. Non ci sono, non è, lo dicono i fatti, è quello che è evidente da ciò che è successo fino ad ora. I giocatori vogliono stare in C, vogliono andare in B, ma io queste cose non... Io credo che quando ero portati, tu mi insegni che sei... vince, se hai la possibilità di vincere un campionato, non è che stai a pensare a qualsiasi livello, il prossimo anno, esatto. Ti dà delle emozioni, cioè si gioca per vincere, esatto. Chiunque gioca per vincere a tutti i livelli. Se vinci aumenti il tuo appeal, no? Se vinci l'anno successivo ti chiamano per giocare in altre squadre, possibilmente in C o in B, ma comunque ti allunghi la carriera, quindi secondo me vincere fa bene a tutti, è una cosa importante per tutti. Adesso ha ragione secondo me il telespettatore, non hanno scuse, perché l'hanno voluto loro Toscano, l'hanno richiesto loro dopo l'allenamento con Viale in mattinata, quindi adesso devono rifare forza su quelle che erano le certezze, su quello che era il gruppo che si stava fondando, basarsi su Toscano e sulla sua anche conoscenza della categoria e cercare, come ha detto benissimo l'altro telespettatore, in queste due partite di riuscire a trovare più punti possibili, prendere quella consapevolezza mentale e poi affrontare, come ha detto bene il mister, quella partita dopo quei 20 giorni di stop nel migliore dei modi. Andiamo da Franco Camarasana per parlare del Trapani. Franco, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Abbiamo appena finito di parlare con Marco Petrolito che ci ha disegnato il futuro che aspetta le due siciliane dopo la partita di domenica. C'è questo derby Trapani-Siracusa dell'ultima giornata che rischia di diventare un derby della tristezza perché la situazione è quella che è, ma chiaramente c'è un'altra partita prima, nel caso del Siracusa ne abbiamo parlato, nel caso del Trapani c'è il Cosenza. Come si sta preparando la squadra di Aronica che sarà squalificato per questa partita alla gara? Aronica sarà assente sia in occasione della partita col Cosenza di domenica sera sia nell'ultima partita, essendo stato squalificato per 2 giornate dopo l'espulsione rimediata proprio al termine della partita con la Salernitana, che è una partita che praticamente ha decretato in sintesi ormai retrocessione del Trapani, a meno che non ci siano capovolgimenti di classifica, perché il giorno martedì c'è l'ultimo ricorso del Trapani, dovrebbe essere esaminato circa l'ultima penalizzazione di 5 punti, ma dovrebbero fermarsi anche le squadre che stanno davanti al Trapani, e il Trapani dovrebbe vincere tutte e 2 le partite, anche perché la quintultima è a 13 punti, se non si può partecipare ai play-out soltanto distanti meno di 8 punti dalla quintultima. Tornando alla partita col Cosenza, Aronica, anzi in panchina andrà Salvatore Utro, che è il suo vice attualmente e anche l'allenatore della primavera. Dovrebbe recuperare Benedetti, Cozzoli e Wilkelman, però lo sapremo di più domani quando il tecnico farà la conferenza stampa. Per quanto riguarda il Cosenza è reduce dalla sconfitta di Picerno, che chiaramente punta tutto sulla partita del Trapani per migliorare la sua posizione dentro la griglia dei playoff, perché ha 63 punti come la Salernitana, per cui affida tantissimo alla partita col Trapani per, ripeto, migliorare questa classifica e possibilmente scavalcare anche la Salernitana. Per quanto riguarda la probabile formazione, non dovrebbe dovrebbe essere simile a quella che ha affrontato la Salernitana, però con Galeotti tra i pali, Ortisi oppure Cozzoli, Pirrello, Moto e Ticoli in difesa, i 2 a centrocampo Celeghin e Giovanni Aronica, e poi dovrebbe rientrare Benedetti, quindi Balla, Knezovic, Benedetti, oppure Napolitano al posto di Balla, e poi in avanti Stauciuk, qualora l'alternativa dovrebbe essere Battimelli. Ripeto, si giocherà alle 20:30, l'arbitro
sarà il signor Poli di Verona. Ripeto, situazione disperata. Ieri il Presidente attraverso i canali social ha dichiarato di aver pagato tutte le scadenze al 16 di aprile, altrimenti andremo incontro a un'altra penalizzazione, probabilmente anche da scontare la prossima stagione. Comunque sia, con una situazione davvero sul piano societario davvero disperata, anche se la squadra continua a lottare. Lo abbiamo visto anche contro la Salernitana, che forse era andata in vantaggio, poi all'ultimo istante è arrivato il gol della vittoria della squadra campana, che ha decretato una sconfitta oltremodo pesante. Un'ultima annotazione: l'ultima volta che il Trapani ha affrontato il Cosenza al Marulla è stata nel 29 giugno 2020, finì 2-2, il Trapani andò avanti 2-0, poi fu recuperato 2-2. Quel risultato determinò la salvezza del Cosenza, che si salvò in Serie B, mentre determinò anche la retrocessione del Trapani in Serie C. Questa è una nota così di cronaca, anche perché è una partita che purtroppo a Trapani ricordano con una non certa di buon auspicio, diciamo, non di buon auspicio questo precedente per il Trapani. Grazie Franco Cammarasana, alla prossima con preview e ovviamente nei nostri telegiornali e nelle nostre programmazioni sportive. Situazione disperata, ritorno un po' alle ultime parole di Franco, che poi sono quelle che fanno più male, no? Perché poi quando si parla di calcio, sentire situazione disperata è veramente brutto, perché tu pensi, stai veramente buttando delle chance, delle opportunità di fare comunque uno sport e di alleggerire anche chi viene a vedere le partite allo stadio. Ma invece soprattutto perché una pena. A livello sportivo le due squadre, Trapani e Siracusa, sarebbero ampliamente fuori da un problema retrocessione, perché sul campo hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Sia lo staff di Aronica che lo staff di Turati hanno lavorato benissimo quest'anno, quindi a loro e ai giocatori non si può rimproverare assolutamente nulla, quindi una mano sulla coscienza se la dovrebbero mettere i due presidenti. Benissimo, anzi benissimo no, purtroppo per le altre due società siciliane. Ritorniamo a parlare del Catania, perché c'è un ponte, fra virgolette, di collegamento, Ermanno, fra quello che è successo a Crotone e quello che tornerà ad essere il Catania di Toscano, perché c'è stato un momento in cui il Catania appunto è ritornato alla difesa a 3, ha giocato nel finale addirittura con 2 punte. È un'opzione che magari anche Toscano potrebbe prendere in considerazione. Sì, mi ricollego, è stata una domanda che hanno fatto all'inizio proprio a me sull'ipotesi, visto che comunque... Non ti ho fatto rispondere. Sì, perché volevo rispondere adesso, no? Ce l'avamo messi d'accordo. Spero che il telespettatore sia ancora in linea, proprio perché secondo me in realtà la presenza di due attaccanti come Forte e Caturano, e soprattutto vedere, la cosa positiva è vedere Forte essersi ripreso, perché l'ho visto comunque con la solita fame, questa è una cosa positiva, ma soprattutto quei 20 minuti di Caturano mi hanno fatto ben sperare, perché ho visto un approccio diverso proprio del giocatore in maglia etnea, quindi secondo me la presenza di tutte e due potrebbe essere qualcosa che non vedremo secondo me dall'inizio, perché si ritornerà a un 3-4-2-1, quindi con i 2 3 quarti e l'unica punta, però con la presenza di Rolfinio, con la presenza anche nei minuti finali di Forte e Caturano insieme, secondo me potrebbe essere un'opzione da non sottovalutare. Andiamo a vedere questa opzione appunto da non sottovalutare, è quello che abbiamo visto nell'ultimo quarto d'ora di Crotone. Sì, c'è stata una timida reazione, però la presenza di quei 3 giocatori davanti, tutti vicini, ha creato densità offensiva e quindi pericolosità. Vediamo proprio Donnarumma, ottimo il cross di Donnarumma dentro l'area, vedi 3 attaccanti tutti vicini che ognuno attacca uno spazio diverso dell'area, quindi della porta, poi palla che rimane lì e Bruzzaniti che al 75esimo fa il primo vero tiro in porta, il primo più vero e non vero, ma il primo tiro in porta. Poteva essere gol, ecco, questo. Poteva essere gol, ma la cosa positiva è anche vedere Corbari che si butta dentro, cioè 5-6 giocatori in area è una cosa importante. Qui vediamo la presenza di Forte che poi va via per liberare l'1 contro 1, quindi liberare il duello esterno, ma soprattutto il coinvolgimento dentro area che non si era visto per praticamente 70 minuti, vedere 5 saltatori in area che attaccano la palla,
palla, che cercano di andare a guantare quel pallone, è importante. Poi ottimo secondo me qui la scelta di tempo, lo stacco di Caturano, non fortunato nel trovare la porta, però qui si era mosso bene, aveva preso il tempo all'avversario ed era un'ottima opportunità. Questo del riempire l'area di rigore è forse l'unica cosa positiva che abbiamo visto, considerando i risultati nell'era di Viali in queste 4 partite, no? Cioè, si vedeva più gente lì in area, si è vista anche a Crotone una partita totalmente infausta. Vista soprattutto negli ultimi minuti, quando c'era la presenza di Caturano forte e Lunetta, sì, esatto, e l'ingresso di Corbari, quindi è chiaro che tanti uomini offensivi hanno riempito l'area di rigore. È un dato che speriamo emerga anche nelle partite con Toscano, qualche volta si era visto, qualche volta un po' meno, soprattutto nelle ultime gare di campionato che poi hanno portato all'avvicendamento. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, ricominciamo a parlare ancora dell'avversario del Catania, ma avremo spazio anche per gli altri sport. A fra poco. Terza parte di preview, di nuovo in studio, ricominciamo a parlare della partita del Catania, i rossazzurri attesi alle 20:30 con il Potenza, la partita al Massimino, ricordiamo la nostra diretta stadio a partire dalle ore 20 con i collegamenti dallo stadio Angelo Massimino, sempre con noi fino alle interviste finali. Andiamo a vedere per quanto riguarda il Potenza, l'allenatore che poi è uno di quelli che appunto da un po' di tempo stanno seguendo un progetto e non è una cosa facile, soprattutto in Serie C, l'aveva guidato da 2 stagioni fa Era Potenza, il secondo ad interim, esatto, secondo di Peppe Raffaele. Esatto, poi è subentrato per una gara dopo l'esonero di Colombo, poi per 3 partite in seguito all'addio di Lerda e infine gli ultimi 4 impegni, compresi i play-out, dopo l'esonero di Marchionni, poi entrando per la salvezza e poi la conferma della stagione scorsa, in cui poi ha ottenuto la qualificazione ai play-off e ora è sotto contratto fino al 2027, un allenatore che ha dimostrato di saper starci e molto bene in questa categoria, Pietro De Giorgio. Andiamo a vedere invece quello che abbiamo detto essere come il giocatore più in forma della squadra, quello che ha fatto la stagione secondo me migliore è a mio avviso Felipe, che è un gran centrocampista per la Serie C. Ne abbiamo visto uno nella partita con il Crotone, cioè Vinicius a parte gli altri. Questo è un altro play di quella categoria lì, stagione monstra abbiamo detto, perché 8 gol più 1 in Coppa, 4 assist, mediano di grande qualità, una stagione che a livello di numeri si segnala come la migliore in carriera. Classe 2000, Potenza dal gennaio del 2025, in precedenza ha giocato con il Crotone appunto e con il Giuliano. Tante rotazioni, tra l'altro a centrocampo, con lui sia Tunis che è un altro giocatore di grandissima qualità, e poi Erradi e Castorani. Centrocampo di altissimo, abbiamo visto le immagini di prima come si sa anche livello. Inserire per andare a concludere, insomma una squadra che sotto quel punto di vista può fare la differenza, e l'ha fatta, tanto è vero che ha vinto la Coppa Italia, che non è una cosa, abbiamo visto anche le immagini prima mentre parlava il collega della Coppa Italia mostrata proprio al Viviani. Andiamo invece dalla nostra Anna per sentire ancora qualche messaggio. Buon pomeriggio, ora basta chiacchiere, ormai per quest'anno è andato con secondo posto, infortuni pesanti, un regista di centrocampo che manca, ora sorgiamo dalle ceneri come la Fenice per vincere i play-off. Forza Catania, un saluto a Mister Breve da Christian. Invece ci chiedono se sul primo gol Vinicius commette fallo su Quaini, secondo me lo spinge, le sue braccia sono sulla schiena del giocatore del Catania. E ancora, buongiorno catanisti, domanda un po' per tutti, ma può essere che il Catania abbia giocato male apposta per far capire alla società che volevano Toscano? E può essere che Toscano è l'unico a poter far funzionare questa rosa? Messaggio dal principale del pub. Principale del pub è importante. Diciamo, sorrido perché so. No, perché quale pub? Ci vorremmo sapere. Sai chi è? È un amico mio. Allora rispondi tu. Sì. No, scherzo. Vabbè, allora io non so, voi ci credete al fatto che l'hanno fatta apposta? Che si possa giocare contro che si giochi con uno spirito diverso e con un atteggiamento sbagliato, ci può stare. Io ero lì, ho visto certamente confusione. Tanti giocatori che anche si domandavano
come potersi piazzare. Mi ricordo quando sono entrati Caturano e Forte contemporaneamente, Lunetta che andava a mettersi lì da trequartista, chiedeva un po' come sistemarsi in campo. Che magari ci fosse un po' poca chiarezza, soprattutto in quel momento sul 2-0 ci poteva stare che i giocatori possano giocare contro. Probabilmente no. Magari qualcuno preferirà che ci sia Toscano, d'altronde questo è normale che sia così, l'hanno anche stato così, no? Però, esatto. Però sì, secondo me più che remare contro quando... Toscano, ecco, ci dicevano, ma Toscano, possibile che possa essere solo Toscano ad allenare questa squadra? Perché questa è l'altra domanda, no? Questa squadra è stata creata per Toscano. È stata creata da lui, sono dei giocatori che lui ha scelto, che lui ha voluto per quel sistema di gioco, quindi e poi Toscano ha una pill, secondo me anche, non so, quando entra un allenatore che comunque ha vinto vari campionati, che ha uno score così importante, i giocatori hanno molta più, secondo me, molto più, oso dire una parola forse forte, però rispetto di quella figura, rispetto a un allenatore che effettivamente viene da momenti altalenanti, così come è stato secondo me, mi sposto, no? Faccio un parallelismo con la Salernitana, con l'arrivo di Serse Cosmi. L'arrivo di Cosmi secondo me, soprattutto nelle prime partite, non ha dato qualcosa di più dal punto di vista del gioco, ma ha dato qualcosa di più dal punto di vista proprio della mentalità, come dice sempre il mister, la palla mezza e mezza. Se mentalmente sei convinto, la prendi tu, la corsa in più per il compagno. Per quello che ad esempio a Crotone non si è visto. Tutte le palle mezza e mezza andavano a finire agli avversari, no Carlo? L'abbiamo anche rivisto riguardando la partita. Sicuramente non c'era la fame giusta, la cattiveria giusta, quindi quella... Questa sicuramente ci doveva essere e non c'è stata. Potenza, andiamo a guardare anche l'aspetto del non possesso, no? Perché qualche rischio lo corrono, più di qualche rischio, visto i gol che hanno subito, no? Sì, perché spesso si sbilanciano in avanti e possono subire delle imbucate, quindi dei tagli, dei filtranti proprio tra le maglie, e qui vediamo in una transizione negativa, visto che spingono tanto con le mezzali e con i terzini, molte volte rimangono solo i due centrali di difesa. Qua abbiamo Riggio e Camigliano, c'è l'imbucata per Dursi che taglia da solo, taglia tra i due, entra dentro area, e qui poi è difficile per i due centrali in qualche modo limitare quello che è la visione della porta, e soffrono un po' su questa situazione. Situazione simile qui a Casarano, dove vediamo questo filtrante a tagliare tra Japong e Riggio. La linea non era proprio compatta, e su questa palla già inizia a vedere qualche piccola incertezza, perché tutti guardano il pallone, c'è poca marcatura, Balzano è lento nello scalare, nel ricompattare gli spazi, e rischiano qualcosina. Quindi è una squadra che spinge tanto in avanti, ma lo spinge tanto in avanti alle volte lascia dei vuoti alle spalle. Diciamo, la coperta è sempre corta, l'importante è capire dove la tiri. Allora andiamo a vedere invece le ultime del Potenza, per capire un po', fare il quadro di quello che è il periodo della squadra lucana, con gli ultimi risultati. Li vediamo in grafica, una grafica in cui riassumiamo anche, e abbiamo inserito anche, le ultime partite giocate dal Potenza in Coppa Italia. Si vede anche quello che è la tendenza, pure nella finale di Coppa Italia si è visto la tendenza della squadra, no? La vittoria in casa per 3-1 la finale d'andata, la sconfitta in trasferta a Latina, con il rischio di mettere a repentaglio la vittoria della Coppa. Poi c'è un grandissimo successo contro la Salernitana, 5-2, a proposito di quello che diceva anche Ermanno prima, di Cosmi e delle difficoltà che appunto si stanno trovando anche lì, la sconfitta di Trapani, e poi la sconfitta di Casarano, e l'ultima vittoria contro il Sorrento. Danno il quadro appunto anche queste ultime 6 partite di quello che è il Potenza, una squadra che appunto in casa fa un campionato e in trasferta ne fa un'altra. Sì, proprio così, Marco. Una squadra che secondo me è guidata benissimo, perché mister Giorgio ha dato una profonda identità a questa squadra, che attacca tanto e con tanti uomini, ma che subisce nella fase difensiva, magari c'è un po' di difficoltà, e subisce tante reti. Soprattutto fuori casa. Soprattutto fuori casa. Prima abbiamo sentito il precedente non proprio benaugurante del Trapani con il Cosenza. Andiamo a sentire invece quelli che sono i precedenti e anche il pronostico dell'intelligenza artificiale per la partita del Catania con la nostra Anna.
I risultati precedenti sono nel 2024 0-2, 0-0 e nel 2021 5-2 e 2-1. Pronostico dell'intelligenza artificiale 2-1 con gol di Casasola, Forte e Murano. Il pronostico ci piace proprio, abbiamo inserito invece anche l'1-0 chiaramente del Catania. Casasola non c'è però. Il playoff dell'anno scorso, è vero, giusto, Casasola non c'è, è vero, questo dove l'intelligenza artificiale non ha contemplato le assenze, allora in questo caso dovrebbe inventarci intelligenza artificiale qualcuno al posto di Casasola. Il risultato invece ci va bene, no? Allora il mister Breve ci dirà chi segnerà al posto di Casasola. Esatto, facciamo l'intelligenza breve. D'ausilio, perfetto. Andiamo su questo, che così siamo più tranquilli. Casasola invece ci auguriamo che appunto l'infortunio possa permettergli di rientrare il più velocemente possibile. Andiamo a vedere ancora le ultime legate al Potenza sulle incertezze difensive. Ermanno. Sì, perché diciamo, come ha detto bene il mister, no, difensivamente alle volte ne combinano e non sono proprio sicurissimi. Qua vediamo una situazione contro il Sorrento dove vediamo lavorare la linea 4, quando la palla va fuori laterale vediamo Ajapong e soprattutto la mezzala di parte che cercano di coprire, ma nessuno esce per limitare il traversone. Su questo traversone, come vedi, però si sono abbassati molto, hanno ricompattato sia la linea di centrocampo che la linea difensiva. Su questo traversone c'è primo svarione di Riggio, secondo svarione di Camigliano, nessuno prende la palla e poi non è fortunato l'attaccante del Sorrento a trovare la porta. Però queste incertezze possono e sicuramente gli hanno costato, sono costate parecchio agli uomini di De Giorgio. E qui vediamo un'altra incertezza sempre su questi cross. Bura che non dovrebbe giocare perché diciamo, il sostituto di uno tra Riggio e Camigliano mette fuori questo pallone, ma praticamente lo rispedisce al giocatore al limite del Casarano. Facile vincere questo 1 contro 1, nessuno esce e su un tiro da fuori subiscono il gol dell'1-0. Questo è quello che abbiamo voluto farvi vedere anche del Potenza, perché abbiamo parlato delle loro qualità offensive, invece insomma abbiamo visto che dietro qualcosa certamente concedono, soprattutto lo vediamo anche dai numeri, dalle immagini che ci ha fatto vedere Ermanno. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per parlare anche di calcio a 5 e delle probabili formazioni del Massimino, fra poco. Stavamo commentando ancora dell'intelligenza artificiale che non si era accorta dell'infortunio di Casasola. A proposito, appunto, abbiamo detto, sperando che possa recuperare il più alla svelta possibile. Andiamo a vedere invece, prima abbiamo visto una coppa, quella della Coppa Italia di Serie C del Potenza. Questa invece è una Coppa Italia, una coppa in rosso-azzurro, non è la Coppa Italia, ma la Coppa Divisione, che ha vinto la squadra di calcio a 5 della Meta. Dunque già doppio successo, dopo la Coppa Italia, la Coppa Divisione, hanno battuto l'Active Network, che è una squadra laziale, 4-1 il punteggio finale, con i gol di Podda, poi di Gianluca e poi ad inizio ripresa Carmelo Musumeci, che ha chiuso virtualmente la partita con il gol del 3-0. La rete della bandiera dei laziali è di Pulvirenti la rete della bandiera dei laziali e poi quella di Pulvirenti per la Meta concludono l'incontro appunto sul 4-1 dopo le due coppe. Adesso la squadra del presidente Enrico Musumeci insegue lo scudetto. Domani a Pomezia sarà impegnata la squadra di Quarra che qui vediamo festeggiare quest'altro traguardo, è in testa alla classifica e dunque punta al triplete e punta soprattutto intanto a conservare quello che è il primo posto nella stagione regolare con le prossime partite di campionato. Ancora il momento del successo in Coppa Divisione, altra coppa che va nella bacheca di questa squadra in rosso-azzurro ed è bellissimo vincere, come dicevamo prima, vedere le vittorie e vincere è la cosa più bella che si possa vedere nello sport. Vi dico anche che invece l'Orizzonte Catania, a proposito di squadre vittoriose che possono vincere, andrà domani a Trieste, che è quarta in classifica nel campionato di Serie A di pallanuoto, e chiuderà il 9 maggio in casa con il Cosenza, che è quinto. L'obiettivo è vincere entrambe le partite per conservare anche in questo caso il primo posto nella stagione regolare e affrontare i playoff per tentare di vincere ancora lo scudetto. Ritorno da Anna per le ultime domande ai nostri esperti.
Carlo ed Ermanno, e poi andiamo con le probabili. Messaggio da Giovanni. Toscano li faceva giocare secondo le loro caratteristiche, Viali voleva farli correre di più, ma non ce la facevano per raggiunti limiti di età. E ancora, Ren 64, sul ritorno dei passi un plauso alla società, sinonimo di intelligenza e non di debolezza. E ancora Mauro, buon pomeriggio, spero che Pieraccini giochi al posto di Gherardi, che ultimamente sta fornendo delle prestazioni non all'altezza. E poi chiedono, buonasera, per Casasola che tempi di recupero ci sono previsti? Invece Antonello, buon pomeriggio, potreste ricordare il risultato dell'andata con il Potenza? Se non erro 1-1. Ti rispondo io, Antonello. E poi Giuseppe da Giarre, Carlo Breve, sei un uomo navigato e ne capisci di calcio, ma guardando bene la partita i giocatori del Catania hanno sbagliato passaggi a 3 metri, per me è fare apposta. Giuseppe Aggiare, che è d'accordo con il presidente, il principale del pub. Per quanto riguarda Pieraccini e Gherardi, è un ballottaggio, è sicuramente un ballottaggio lì sulla destra come braccetto. Ormai torneremo a parlare di questo ruolo, quello del braccetto difensivo con la difesa a 3. Del risultato ha detto bene Anna. Che non corrono. Non corrono, no, per sopraggiunti limiti di età addirittura. Non esageriamo. Su Casasola chiaramente stiamo aspettando e intendiamo sapere chiaramente anche dalla società, che ieri ha comunicato l'infortunio che si è verificato la settimana scorsa, qual è appunto l'entità dell'infortunio, la lesione, di che grado è, per capire appunto quanto. Pure l'amico di Giarre, perché Giarre è una piazza che a te ce l'ho, che ce l'hai nel cuore. Nel cuore, sì, tra l'altro. Sicuramente. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Quello sì. Ringraziamo tutti voi che ci scrivete sempre puntualmente, proviamo a rispondere veramente a tutti i messaggi che ci arrivano durante la trasmissione, o almeno alla maggior parte di essi. Andiamo a vedere le probabili, partendo dal Catania. Chiaramente anche oggi siamo in una situazione un po' più complicata, perché il primo allenamento vero di Toscano è stato ieri, il secondo stamattina. Diciamo che quello di domani risolverà un po' però i ballottaggi li sappiamo un po', Gherardi e Pieraccini da una parte. Abbiamo messo D'Ausilio chiaramente al posto di Casasola, noi lo sappiamo che è infortunato. D'Ausilio, contrariamente all'intelligenza artificiale, D'Ausilio o Raimo, che dovrebbero giocare in quella posizione. Quaini di Tacchio con Donnarumma che dovrebbe tornare dall'inizio. I dubbi maggiori sono lì davanti, chiaramente, perché Jimenez rientra, ma Jimenez può giocare Lunetta, può giocare D'Ausilio lì davanti se in caso gioca Raimo a destra. Abbiamo messo Forte invece come terminale offensivo. Carlo? Sì, ci può stare. Non mi stupirei di rivedere Allegretto al centro della difesa. Al centro della difesa e non Micheli. Non mi stupirei, ma per un turno di riposo così vedremo. È un'opzione, anche se consideriamo che appunto questa è una partita comunque decisiva per il Catania. C'è poi un gioco particolare della differenza reti, ma sappiamo che vincendo praticamente il secondo posto sarebbe praticamente raggiunto, anche se non matematicamente. Andiamo a vedere invece il Potenza, ne abbiamo parlato, la probabile del Potenza. Qui meno dubbi, chiaramente, anche perché insomma è vero che si sono dedicati ai festeggiamenti, da quello che abbiamo capito, l'ultimo appunto della giornata di ieri. È vero che De Giorgio ha detto: c'ho praticamente un giorno per ripreparare la mia squadra alla partita contro il Catania di Toscano e non quello di Viali, ma per quello che si è visto nelle ultime gare siamo sul 4-3-3 con Ajapong e Balzano da una parte, Riggio e Camigliano in mezzo, Franchi che sostituisce il portiere titolare, poi sia Tunis con Erradi e Felippe dovrebbe essere chiaro il centrocampo, e lì davanti credo che non si possa prescindere da Dauria, Schimmenti e Murano come punta centrale. Sì, credo di sì, tranne che ci sarà qualche piccola rotazione a centrocampo, ma credo che potrebbe essere quello lì l'11 titolare. L'11 titolare? Anche se al posto di Murano all'andata abbiamo visto è vero. Selleri incredibile, che ha fatto tanti gol, secondo me è un giocatore, uno dei giovani più promettenti. Sì, assolutamente. Mi ricordo che appunto lui, così come Mazzeo, perché hanno questo 2005 praticamente cresciuto in casa, che stanno lavorando bene sia come risultati ma soprattutto come sviluppo dei giovani, e questa è una cosa che fa piacere al movimento italiano.
italiano. Probabilmente, d'altro canto, appunto, non si vince una coppa così, vuol dire che chiaramente c'è una programmazione dietro, al di là di quelli che poi sono i risultati in campionato, che comunque vedono il Potenza in questo momento navigare a metà classifica e già qualificate ai playoff. Andiamo a vedere il direttore di gara della partita insieme a gli assistenti, il quarto ufficiale e l'operatore FVS, Cerbasi di Arezzo, e poi gli assistenti sono Marchesi di Pavia e Dascanio di Roma 2, con il quarto ufficiale di Francesco Dostialido e ovviamente l'operatore FVS per combinare questo terzetto, quartetto, cinquina, così diciamo, di chi andrà a seguire con il fischietto o con la bandierina il gioco delle due squadre. Noi ci fermiamo, abbiamo finito, io ti ringrazio Carlo, breve. Grazie a te Marco, E ci vedremo domenica. Ci vediamo domenica allo stadio in questo caso. Ermanno, sarai allo stadio domenica? Non credo in realtà. Non credi? Non credo, penso che la vedrò da casa. La vedrai da casa, per cui già incomincerai a studiare tutto quello che ci sarà. È più facile studiarla da casa. A casa, è chiaro, e analizzare tutto quello che poi vedremo venerdì prossimo. Ciao Anna, un saluto anche a te. Ciao Marco, grazie a voi per essere stati con noi. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 14:30. Anche tu sarai allo stadio domenica per la partita fra Catania e Potenza. Vi ricordo, salutando ancora la nostra Anna, vi ricordo la diretta stadio a partire dalle ore 20 con i collegamenti dallo stadio Angelo Massimino, con il commento di Angelo Patanè e Carlo Breve, con Alberto Cicalini e Angelo Gagliano in studio per tutte le valutazioni, appunto, e poi le interviste a fine gara, per cui tanto tempo sempre per stare con noi. Poi ovviamente gli appuntamenti di lunedì con Corner e altri prima Corner, e noi, come ha detto dalla nostra Anna, ritorniamo venerdì prossimo. Grazie per averci seguito e un buon pomeriggio.